Furti e vandalismi nella notte nel quartiere di Sant'Antonino, numerose le auto prese di mira, parcheggiate in strada, sfondati i lunotti, vetri a terra per rubare qualche spicciolo, oggetti di poco valore. Sui raid indaga la polizia, ma non tutti hanno denunciato. Vogliamo le telecamere. In zona anche problemi di spaccio, spiegano i residenti. L'appello della rete di controllo di vicinato. Segnalate tutto. Pensionata di Castelfranco rapinata mentre andava a messa. Il bandito è stato subito rintracciato dai carabinieri. È in carcere a Santabona. Chiarito dai carabinieri il caso dell'uomo che a Mel nel Bellunese si è presentato a scuola chiedendo di far uscire prima il figlio, non essendone il padre. Solo un equivoco provocato dall'omonimia tra alunni. Incidenti in A28, il bulgaro Traikov da ieri in carcere, giustizia è fatta, dicono i familiari di Sara e Jessica, le due cugine morte nello schianto. La difesa parla di interferenze politiche. Tutto esaurito a Castelfranco per la presentazione del libro del generale Vannacci, che ha definito il femminicidio fenomeno minoritario alla libreria Ubi, che è la controserata del centro-sinistra. Grande successo per il Natale incantato a Treviso, record di 150.000 presenze nella giornata di sabato 16 dicembre, format di successo da riproporre in altri periodi dell'anno, dice la neo-assessora alla cultura De Gregorio. Edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano quanto accaduto nel quartiere Sant'Antonino a Treviso, un vero e proprio raid nel mirino auto, furti e vandalismi nella notte. Tante le vetture bersagliate parcheggiate lungo le strade, rabbia e amarezza tra i residenti. Più che altro il danno che fanno alla macchina e soprattutto all'umore che poi vengono a toccare le tue cose che non... Come se ne è accorto stamattina? Stamattina praticamente un mio vicino mi ha suonato il campanello dicendomi appunto che mi avevano rotto la macchina. Sono tanti, almeno una decina, i trevigiani che si sono svegliati in un misto di rabbia e amarezza nel cuore del quartiere di Sant'Antonino a Treviso, da via Morosini a via Colonna, auto danneggiate, vandalizzate, il copione che si è ripetuto nottetempo con relativi furti, spesso solo di qualche spicciolo, al massimo un paio di occhiali da sole, sconcertano le modalità. Senza nessun problema, infatti addirittura il vetro è stato rotto dalla parte proprio della strada invece che magari che sarebbe stato più nascosto dietro alla siepe, ma proprio non c'è nessun remora. Da via Colonna a via Tiepolo il passo è breve e lo è stato anche per i banditi. Io stamattina sono uscito e se ho capito bene c'erano 6-7 auto danneggiate. I danni sicuramente sono ingenti. Raid ladresco o vandalico, il confine è labilissimo e non è neppure la prima volta. A luglio ho avuto un finestrino del deflettore dell'auto che era aperto perché c'erano le alte temperature, è stato sigillato con 2 punti di silicone nero. In via Zermanese gli effetti della notte folle sono ben visibili, a metà giornata ci sono ancora vetri a terra e lunotti sfondati. Ci vorrebbe la polizia ovunque, il che non è possibile ovviamente, e bisognerebbe dare una bella lezione quando vengono catturati, quando vengono scoperti, dare una bella lezione che la prossima volta imparano. Al di là del fatto del danno delle auto, c'è un giro di droga, di spaccio che inizia già alle 5 del pomeriggio e interessa tutta questa zona e le zone anche limitrofe. Io che esco con il cagnolino lo vedo. Su alcuni episodi indaga la polizia, ma non tutti hanno denunciato. Da qui l'appello della rete del controllo di vicinato. Segnalate tutto, dice la referente Maria Pupo, che chiede al comune l'attivazione delle telecamere. Ci sono anche problemi di spaccio, come avete sentito nel servizio precedente. Arrivano rassicurazioni dal sindaco Conte. Un invito in generale a tutte le persone, anche quando ci sono fatti apparentemente non gravi, non così rilevanti, di denunciare, perché denunciando, avendo il coraggio di denunciare, praticamente viene mappata la zona, cioè si sa che
lì avvengono determinati fatti. Per i referenti del controllo di vicinato l'unica strada percorribile è quella della denuncia. Tanti sono i proprietari delle auto bersagliate in zona Sant'Antonino che non l'hanno ancora fatta e questo è un problema soprattutto per portare avanti altri tipi di rivendicazioni, una in particolare. L'appello alle autorità è di quello di avere le telecamere, che sono credo come minimo 8 anni che vengono richieste a voce, magari anche durante le riunioni dei referenti, per quest'area, perché quest'area è interessata purtroppo anche da spaccio. A stretto giro di posta arrivano gli impegni di Casugana con il sindaco Mario Conte che annuncia un sopralluogo nel quartiere, non solo. Già nelle prossime ore mi incontrerò con il comandante della polizia locale per vedere di installare ulteriori telecamere in quei quadranti che sono oggetti di questo tipo di azioni e poi chiederò anche un momento di confronto con il questore perché ovviamente il tema della sicurezza è un tema che va gestito in squadra. Episodi come questi sono dei campanelli d'allarme che ovviamente devono essere presi bene in considerazione e dobbiamo continuare ad investire per alzare sempre di più l'asticella. Nell'area intanto una criticità di altro tenore si era registrata tra Capodanno e l'Epifania. Anche su questo si chiede maggiore attenzione. Siamo rimasti 5 giorni senza illuminazione, nonostante siano stati anche avvertiti poi in maniera così privata, ad esempio Zampese, che ha cercato di risolvere, ma non si è risolto subito. Processo Pestrin e il processo per la morte di Aymen Adda Benameur. Iniziano appunto i processi, ma mancano nei fascicoli le foto. Se non verranno inserite, spiega Fabio Crea, legale di entrambi gli imputati, chiederò prima del dibattimento il rinvio delle udienze. Avvocato Crea, lei assiste Massimo Pestrin, Elia Fiorindi, sono due volti noti della cronaca trevigiana del 2023, adesso si aprono i processi, ma manca un tassello fondamentale. No, ho fatto anche la richiesta in sede di abbreviato di acquisire degli elementi che secondo me sono fondamentali e che mancano in questo momento in entrambi i fascicoli, cioè il fascicolo fotografico dei rilievi al momento dell'intervento delle forze dell'ordine. A distanza di mesi dai 2 gravi fatti di sangue avvenuti il 3 e l'11 maggio scorso, mancano nei fascicoli le foto, elementi che attestano e documentano nell'immediatezza dei fatti lo stato dei luoghi e delle persone. Per quanto riguarda l'attività difensiva per noi è elemento essenziale e quindi chiederemo che, come ho già fatto, che vengano acquisite prima dell'inizio di ogni discussione processuale. Dopo l'udienza di Massimo Pestrin per l'omicidio del fratello Lino e della cognata Rosanna Trento, fra poche ore sale sul banco degli imputati Elia Fiorindi, il giovane che ha accoltellato ed ucciso il 17enne Aymen Adda Benameur. Nessuna richiesta di rinvio in questo caso perché sarà il giorno in cui Fiorindi racconterà la sua verità, quella già riferita in ben 3 occasioni subito dopo l'arresto. Dichiarazioni che secondo il legale hanno trovato riscontro nella documentazione investigativa acquisita dai carabinieri. Andrà a riconfermare queste dichiarazioni dando la possibilità a tutte le parti, quindi anche alla parte civile, oltre che al giudice, di confrontarsi su quelli che sono gli aspetti più critici di questa vicenda. Presenti saranno anche i genitori della vittima, ma spiega l'avvocato Crea che se nel dibattimento non verranno inserite le foto, allora farà richiesta di rinvio dell'udienza. Prima dell'inizio delle fasi di discussione sicuramente sì. I carabinieri lo hanno fermato in via Erizzo a Crocetta del Montello. In macchina i militari dell'Arma gli hanno trovato un martello accetta della lunghezza di 30 centimetri. Nei guai è finito un 35enne pescarese, operatore sociosanitario in una struttura della zona. L'uomo, che non ha saputo spiegare il motivo dell'arma in auto, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il martello accetta è stato sequestrato dai carabinieri. Una 78enne di Castelfranco è stata rapinata mentre andava a messa. Il bandito è stato subito rintracciato dai carabinieri e è in carcere a Santabona.
Prima l'ha scaraventata a terra, poi le ha strappato di dosso la borsetta tentando di dileguarsi nel nulla, ma la fuga per un 24enne senegalese residente a Schio è durata pochissimo, grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri. La rapina domenica, poco dopo le 7, ai danni di una donna 78enne che si sta recando alla prima messa nella chiesa di Santa Maria della Pieve a Castelfranco. L'aggressione è veloce quanto violenta, l'anziana tenta di proteggere se stessa e la borsa, ma il bandito si dimostra senza scrupoli e la fa ruzzolare per terra. Una caduta rovinosa che le procura la contusione di una spalla. Mentre il giovane si dà alla fuga, la donna però non si perde d'animo e una volta rialzatasi raggiunge una conoscente e si fa prestare il telefonino per allertare il 112. Da qui la caccia all'uomo per le vie di Castelfranco con il senegalese che viene intercettato lungo i binari della stazione. Con sé ha alcune banconote, una catenina e un bracciale, gioielli di proprietà della rapinata. Poco distante, in un cantiere edile, viene ritrovata la borsa, all'interno anche il cellulare della vittima. Accanto c'è una felpa rossa utilizzata per il colpo e tolta nel tentativo di non farsi riconoscere. Nel ringraziare i carabinieri di Castelfranco Veneto, questo mi fa dire che il nostro è un territorio dove non la si fa franca, insomma i malfattori vengono sempre consegnati alla giustizia. E a proposito di giustizia, dopo la convalida del fermo, il GIP di Treviso ha disposto che il giovane, già gravato da precedenti di polizia, rimanga rinchiuso in carcere a Santabona. Consola nel vedere che in questo caso il malfattore rimane in carcere e la speranza è che vada a scontare la pena in totale. La 78enne ha rimediato qualche giorno di prognosi, ma vista la dinamica poteva andare peggio. Adesso vedrò in qualche modo se riuscirò a contattarla e a portare la solidarietà e la vicinanza della città di Castelfranco Veneto. Aveva messo a segno diversi colpi in abitazione a Vittorio Veneto. Un 37enne di origini marocchine è stato rintracciato e condotto in carcere in mattinata dai carabinieri di Vittorio Veneto, e questo 15 anni dopo i fatti. Su di lui, a seguito di sentenza passata in giudicato, pendeva una pena da espiare di 10 mesi di reclusione perché ritenuto responsabile di una serie di furti di denaro e alimentari commessi nel 2008 tra maggio e giugno in danno di un bar di Vittorio Veneto dove ignoti erano penetrati nottetempo mediante effrazione. Ieri la Cassazione ha respinto il ricorso dell'appello, aprendo le porte del carcere a Dimitre Trajkov, il bulgaro che travolse e uccise le cugine Sara e Jessica sulla 28. Giustizia è fatta, dicono i familiari delle due ragazze, mentre la difesa parla di interferenze politiche, epilogo già scritto. Spero che in questo momento riesca a capire quello che ha fatto. Io so solo che fra qualche anno, quando uscirà, lui la sua vita la torna a fare, noi invece la nostra vita è già finita per sempre. Però almeno un passetto l'abbiamo fatto. Un passetto verso quella giustizia che papà Alen ha spesso invocato nel processo contro Dimitre Trajkov, il 62enne bulgaro che il 30 gennaio 2022 sulla 28 a bordo del suo SUV travolse e uccise la figlia Jessica e la cugina Sara Rizzotto, ferendo le figliolette di quest'ultima. Respinto il ricorso della difesa verso la sentenza di appello che lo condannava a 7 anni di reclusione, per Trajkov si sono aperte le porte del carcere. Per noi è un sollievo, non contentezza, ma un sollievo, perché in questi momenti non c'è felicità, ma ti ripeto, sollievo, questo sì. Per la difesa di Trajkov si tratta di un epilogo già scritto con l'avvocato Mazzarella, che parla espressamente di un eccessivo interventismo da parte delle istituzioni. So che sono intervenuti, almeno così si vociferava nel Palazzo di Giustizia di Pordenone, il signor Mattarella, che è anche Presidente della Repubblica, e il signor Zaia, che è Presidente del Veneto. Nel momento in cui si sono attivati per non far patteggiare, vi ripeto che non lo difendevo io, e io ho solo fatto ricorso per Cassazione, che sapevo già che sarebbe stato rigettato anche se arrivava Gesù Cristo in Cassazione quel giorno. Giustizia è fatta invece per la mamma di Jessica, la signora Stefania. Non c'è un minuto che non pensi a lei. Mia figlia, il sorriso che aveva negli occhi. C'è ancora luce e da ieri la luce si è sparsa in tutto il firmamento di quelle due ragazze.
Si accende a Treviso il dibattito sull'accoglienza dei senza tetto dopo le dichiarazioni della consigliera Dem Bazza. L'intera maggioranza insorge, dal capogruppo di Fratelli d'Italia Bertolazzi al sindaco Conte. Sono parole gravissime, indegne di una parola di una persona che siede tra i banchi del Consiglio Comunale. Quindi mi auspico che sia stato un brutto scivolone, maldestro, scorretto, e invito la consigliera Bazza a chiedere davvero scusa innanzitutto alle 3 vittime, ai loro familiari e a tutta la comunità. Così il sindaco Mario Conte dopo le dichiarazioni della consigliera Dem Carlotta Bazza, intervenuta nel dibattito sull'accoglienza dei senza tetto in seguito alla morte di Mandip Singh, 32enne indiano deceduto ad inizio dicembre per un malore al parcheggio Appiani dove aveva trovato rifugio, e quella di 3 cittadini stranieri la notte dell'Epifania in uno stabile abbandonato a Padova, asfissiati dalle esalazioni rilasciate da un bracciere acceso per scaldarsi. Per la consigliera Bazza 2 tragedie tra loro diverse. La differenza è che appunto una Mandip è morto in un parcheggio al freddo e da solo. Gli altri sono morti per esalazioni, ovviamente è una cosa diversa. Sempre secondo Carlotta Bazza, la differenza sta anche nell'impegno del Comune di Padova sul fronte accoglienza e integrazione. Il Comune di Padova da anni sta lavorando facendo rete con tutte le associazioni che collaborano in città, con la polizia locale. Vedo che il sindaco Conte è pronto a lavorare su questo tema. Abbiamo visto le sue ultime dichiarazioni con cui siamo ovviamente d'accordo, purché ci siano veramente concretamente la possibilità di lavorare assieme facendo rete, perché questo ancora non l'abbiamo visto. E nel dibattito interviene anche l'ex presidente del Consiglio Comunale, Iannicelli. Questi sono 2 casi di emarginazione e fare strumentalizzazione, dire che non è la stessa cosa, è una cosa veramente che lascia attoniti, veramente, perché l'emarginazione comunque va combattuta, ci si mette tutta la buona volontà. Il sindaco Mario Conte e tutta l'amministrazione è pronta, si dà da fare insieme, come dire, alle parrocchie, quindi la consigliera Bazza. Io capisco che è giovane ancora, magari parla senza pensare, difende che non difenda un comune solo perché è di amministrazione di sinistra. Ieri sera in diretta a Ring il confronto sul Park Vittoria, uno contro l'altro, uno di fronte all'altro, amministratori di 20 anni fa e quelli di oggi. Questo è un progetto molto vecchio, ha 20 anni. Allora uno si chiede come mai dopo 20 anni si riprende questa storia, e questo è l'elemento secondo me che è più che pone più questioni, che è più inquietante. 20 anni fa come ora, il vecchio e il nuovo, a confronto in diretta a Ring sul Park Vittoria. Oggi come allora la maggioranza di centrodestra che lo sostiene e il centrosinistra che lo contrasta dal punto di vista viabilistico e ambientale. Sicuramente non è lungimirante portare 430 posti auto scavando 3 piani interrati nel pieno centro storico della città. Ma la questione è complessa, ripercorre l'assessore all'urbanistica Andrea De Checchi. Il piano parcheggi targato Manildo non avrebbe portato, dice, un beneficio alla città. Alla fine dell'operazione Manildo il delta saldo posti auto era un delta negativo, 2,7 milioni per avere meno parcheggi. Noi abbiamo invece ritenuto che fosse molto più coerente con i bisogni della città tornare al progetto precedente del parco interrato in Piazza della Vittoria, che per fare contento il consigliere Zabai personalmente mi ha sempre convinto. E quindi ritorno non solo per parare il danno precedente, ma perché ci crede. Qua non c'entra Manildo, qua c'entra chi ha stabilito il primo contatto e adesso si trova in qualche maniera, come dire, impiccato una penale. Ma già 20 anni fa la ricognizione della città aveva dato come unico sito Piazza Vittoria, ribatte l'attuale capogruppo della lista Conte, Giuseppe Basso. Altri spazi che erano stati visti all'epoca era Piazza Matteotti, però lì sotto c'è un corso d'acqua importante, quindi anche lì non era possibile realizzare alcunché. L'unico posto è, come è stato ribadito più volte, Piazza della Vittoria. 7.800 le chiamate al centralino di Antenna 3 per dire sì o no all'opera, il 64% è favorevole, il 36% contrario, ma il dibattito è destinato a proseguire.
Ieri sera la tanto dibattuta presentazione del libro del generale Vannacci a Castelfranco, 2 ore di conferenza tra domande e argomentazioni del suo Il mondo al contrario, 300 persone a gremire la sala e l'ipotesi della candidatura alle europee. Ci saranno questi maschi che maltrattano le donne, però non credo che sia un fenomeno maggioritario. C'è, ma non credo che possiamo invece considerare questo fenomeno come un fenomeno pervasivo della società. Ora, non è chiamare il sindaco sindachessa che ci fa meno patriarcali, sinceramente. Secondo me è un'idiozia. I femminicidi come fenomeno minoritario, il femminismo come primo movimento ad aver messo in crisi l'idea della famiglia tradizionale, negazionismo climatico, l'omosessualità come fenomeno non normale, il contesto contemporaneo dove essere normali è la rivoluzione. Questi i principali temi trattati nella lunga presentazione del libro del generale Vannacci a Castelfranco Veneto, sala convegni dell'Hotel Fior gremita. Circa 300 persone arrivate per ascoltare Il mondo al contrario descritto da Roberto Vannacci, tra loro anche esponenti della politica locale e provinciale. Volevo sentire direttamente dall'autore le proprie idee e capire anche insomma tutto quello che pensava rispetto anche a quello che ha scritto. Non è qui perché sospetta una sua adesione alla politica? No, assolutamente. Ma di politica si parla e si è parlato dopo che Matteo Salvini ha fatto sapere che non vedrebbe male una candidatura del generale alle europee sotto il simbolo del carroccio. Non parlo di politica al commento del generale, che però non ha né confermato né negato. Io ho già ringraziato per questa offerta, perché vuol dire che riconosce in me qualche capacità, altrimenti non l'avrebbe fatto, e ho detto che valuteremo a mente fredda, continuando a fare il soldato. Lo vedrebbe in politica? Penso di sì, penso insomma che abbia la stoffa, un ottimo eloquio, molto convincente, ha parecchia ascendenza. Adoro il generale Vannacci e penso che il mondo debba un po' cambiare, perché stiamo andando proprio su una strada che non è proprio corretta. Se Vannacci si candidasse lo voterebbe? Dipende con chi si candida, non è che sto a votare Vannacci in quanto tale. Osserva l'Italia e ne vede le debolezze. E se si dovesse candidare lei lo voterebbe? Non lo vedo candidato. È uno scrittore intelligente che ha svolto attività militare, quindi di una certa importanza, che gli dà quella forza, è vero, e quella capacità di discernimento. 20:46, un minuto dopo l'inizio della presentazione del libro del generale Vannacci, a meno di 1 chilometro di distanza, alla libreria Ubic, il controevento Anca No, quarti d'ora d'aria, ideato dalla titolare della libreria. A differenza dei messaggi xenofobi, razzisti, misogini, ci sono migliaia di persone che ogni giorno nel proprio lavoro, nella propria vita privata e nelle proprie famiglie fanno esattamente il contrario rispetto a diffondere messaggi di odio, intolleranza. Idee chiare ma nessuna polemica, non un evento contro ma un evento parallelo. La democrazia è anche possibilità di scelta, ha commentato la titolare della libreria Clara Abatangelo. Microfono aperto dunque a chiunque avesse qualcosa da dire, da condividere, pensieri da esprimere e idee per un futuro da costruire. Un via vai di più di 300 persone per una serata che si è conclusa intorno alla mezzanotte. Anche in questa occasione non è mancata la presenza della parte politica, da Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico, a Giovanni Zorzi. Io credo che il compito di un generale sia quello di difendere i valori costitutivi della Repubblica. Nel suo libro Vannacci invece sembra volere minare la base di questi valori e noi siamo qua per rivendicare quelli che sono i principi costitutivi della nostra comunità. Tante le persone che si sono succedute al microfono e che hanno voluto essere presenti, moltissimi i giovani. Ci sta a prendere una posizione contro i valori che presenta Vannacci nel suo libro in quanto giovani e in quanto insomma cittadine del territorio. Penso che sia giusto prendere una posizione a riguardo, semplicemente dire che non c'è solo quella visione lì. È importante esserci per far vedere che c'è anche qualcuno
che ragiona, che pensa e che prova le cose in un altro modo. Sono responsabile della sezione AMPI della mia zona e quindi l'AMPI ha dato largo accesso a questa notizia e ci sembrava importante esserci. Per testimoniare valori diversi, valori di democrazia vera, inclusiva, di rispetto degli esseri umani come tali, è l'evoluzione umana che ci ha portato qui e non vogliamo tornare indietro. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, grande successo per il Natale incantato a Treviso, record di 150.000 presenze nella sola giornata di sabato 16 dicembre, format di successo da riproporre in altri periodi dell'anno, dice la neoassessora alla cultura. 850.000 presenze a Treviso dal 25 novembre al 7 gennaio in occasione del Natale incantato, che ha portato in città eventi, mostre, mercatini, concerti e spettacoli itineranti. Tra le giornate in cui si è toccato il picco massimo, domenica 3 dicembre con 132.000 persone che hanno assistito all'accensione dell'albero in Piazza dei Signori, e poi sabato 16 dicembre con il record di 150.000 presenze e 128.000 il 23 dicembre. Ha fatto vedere che possiamo essere davvero una potenza di fuoco per quello che è l'attrattività della nostra città, l'animazione della nostra città, la bellezza e la laboriosità di tutti gli attori che hanno partecipato a questo Natale incantato. Una rassegna che ha visto la collaborazione di comuni, associazioni, commercianti per un format vincente che secondo la neoassessora alla cultura De Gregorio potrebbe essere replicato in altri momenti dell'anno. Credo che effettivamente sia un format da replicare, quindi da replicare anche in altre iniziative future che andremo a proporre. Protagonisti gli studenti delle scuole che hanno animato i fine settimana e poi i commercianti con il concorso La vetrina più bella, che ha visto a Cassugana la premiazione dei vincitori per le categorie mercato, centro storico e quartieri. Treviso si dimostra ancora una volta a vocazione turistica, con un 2023 che il sindaco Conte ha definito strepitoso e che punta sempre più alla cultura. L'assessora De Gregorio è già al lavoro sul dossier per la candidatura a Capitale della Cultura 2026, poi in primavera in arrivo una mostra importante. Che vedrà una bella articolazione in tema anche sulla tematica, diciamo, anche della donna, e quindi spazierà un po' dalle arti alle parti anche teatrali. E a proposito di esposizioni, prorogata fino al 10 marzo, Divine, per includere la festa delle donne, attorno alla quale cercheremo di costruire un progettino, insomma, un pochino più articolato. E nel futuro, tra eventi e musei, torneranno le grandi mostre e vedremo, insomma, c'è l'idea di fare qualcosa di importante, questo sì. È il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. In primo piano la notizia del tentato rapimento a Mel. Per fortuna è stato solo un falso allarme. Le indagini immediatamente attivate dai carabinieri della compagnia di Feltre e della stazione di Mel hanno permesso di chiarire l'accaduto. L'equivoco è stato generato da una quasi omonimia tra due ragazzi, quello che aveva il permesso dei genitori ed è effettivamente uscito prima da scuola accompagnato da un insegnante, e quello delle elementari, per il quale si è ritenuto fosse stato fatto un tentativo indebito di portarlo via e che ha fatto scattare l'allarme. Il collaboratore scolastico aveva infatti erroneamente capito che il genitore stesse chiedendo di lui e non dell'altro, anche perché i due sono nella stessa classe, nella stessa sezione, solo in due scuole diverse. Rintracciati a casa i genitori e fatti gli opportuni accertamenti, i carabinieri questa sera hanno chiuso le indagini, permettendo a genitori e insegnanti di tirare un sospiro di sollievo. Profonda commozione ha destato in città la notizia della morte di Luciano Clapis, 85 anni, custode delle tradizioni popolari, anima di tante iniziative per bambini, per i quali è stato per decenni lo storico San Nicolò. Clapis è mancato ieri a 85 anni. Premio San Martino nel 2011 proprio per l'impegno profuso nei confronti della città, specie durante le festività natalizie e pasquali. Luciano Clapis, originario di Latina, si trasferì a Belluno nel 1945 nel quartiere di Borgo Prado, dove ha sempre vissuto. Tra le sue attività anche quella di messo comunale addetto al settore economato, ruolo che ricoprì fino alla pensione nel 2002. I funerali saranno celebrati sabato prossimo alle 14 nella chiesa di Don Bosco a Belluno.
Simico ha risposto a quasi stretto giro di posta. La società Infrastrutture per Milano Cortina 2026 ha dato seguito alle richieste avanzate dal sindaco di Cortina sulle tempistiche delle opere infrastrutturali previste per i giochi. Il 2024 si annuncia come l'anno dell'avvio dei grandi cantieri. Non di solo bob si vive, i Giochi Olimpici del 2026 per Cortina saranno l'occasione per rifarsi il look moderno e sostenibile per la rinascita della regina. Simico ha risposto alle richieste inoltrate via PEC la scorsa settimana dal sindaco Lorenzi e così il 2024 si preannuncia come un anno di grandi cantieri. Fra un mese partiranno i lavori del secondo lotto dello Sliding Center, mentre per il terzo bisognerà attendere ottobre ed è tutto sommato una sorpresa perché sembrava che il progetto fosse finito in un cassetto. Ad aprile il via ai lavori di realizzazione del lotto 0 della variante di Cortina, il primo lotto, quello della bretella di ingresso fino ai Campi Apollonio a ottobre e sarà anche l'ultimo ad essere chiuso a giochi finiti, cioè ad agosto 2026. La società Infrastrutture ha garantito che gli interventi saranno articolati in modo da consentire un'apertura al traffico esclusivamente ai mezzi autorizzati nell'ambito dell'organizzazione dei giochi per alleggerire il peso sulla viabilità esistente. Il prossimo mese di maggio il via ai lavori al Cortina Olympic Stadium, a luglio cantieri aperti per la riqualificazione dell'immobile ex mercato. Un mese dopo saranno avviati gli interventi per il restyling dell'immobile ex panificio. A ottobre si penserà alla ristrutturazione del trampolino olimpico, mentre a novembre si lavorerà per la realizzazione del sistema integrato di mobilità intermodale con un impianto a fune per consentire il raggiungimento agevole delle sedi di gara. Ora non resta che attendere l'esito della gara per la pista da bob, atteso per il prossimo 18 gennaio. Vediamo un attimino col 18 come va a finire la gara, se c'è qualcuno che partecipa o meno. Noi, come ho già detto, stiamo lavorando per cercare di avere un business plan il più puntuale possibile. E qui potrebbero essere dolori in termini di costi. 1 milione di euro la stima per mantenere l'impianto in funzione, un salasso per le casse comunali. Per questo è atteso un incontro sollecitato dal sindaco Lorenzi che finora non è stato convocato. Per tutte le garanzie, quindi dal punto di vista degli impegni che si era presa la precedente amministrazione, e a un incontro tecnico oggi pomeriggio e forse a margine riuscirò a parlare anche della pista da bob. Chiuso il capitolo delle lunghe vacanze natalizie, la Questura di Belluno traccia il bilancio dell'attività svolta dagli specialisti della Polizia di Stato in servizio sulle piste dei comprensori di Arabba, Falcade e Palafavera in Val di Zoldo. Oltre 200 gli sciatori fermati e identificati nel corso dei servizi di prevenzione a partire dallo scorso 21 dicembre. In poco meno di 20 giorni sono stati registrati oltre 840.000 passaggi agli impianti dove i poliziotti hanno eseguito controlli e in alcuni casi elevato sanzioni. 21 rilievi amministrativi, tra cui il ritiro di uno ski pass per le condotte di sciatori imprudenti o spericolati. Numerosi anche gli interventi effettuati per soccorrere sciatori vittime di incidenti o scontri in pista. I poliziotti sciatori hanno eseguito 64 soccorsi a Falcade, 42 ad Arabba e 23 a Palafavera. Il prossimo 19 gennaio i superstiti e sopravvissuti del disastro del Vajont, oltre ad una rappresentanza della comunità longaronese, incontreranno Papa Francesco in un'udienza privata a Roma. Sarà una grande giornata, un momento emozionante in cui fare memoria del Vajont e per gettare un seme di speranza con il pontefice, commenta il sindaco di Longarone Roberto Padrin. Sarà un vero e proprio pellegrinaggio quello organizzato dalla Fondazione Vajont. Oltre all'udienza in Vaticano sarà celebrata una messa nella Basilica di San Pietro. Le iscrizioni per l'udienza pontificia sono aperte e ci sono ancora posti disponibili. Il 2024, l'anno dell'organizzazione per Azione, il partito di Carlo Calenda che per Belluno si propone di dare voce ai problemi del territorio, nominato il segretario cittadino. Non siede sui banchi del Consiglio Comunale, ma Azione vuole essere presente a Belluno città e per farlo è stato nominato un segretario cittadino. La scelta è caduta su Riccardo Fontanive, che ha nel suo passato 25 anni tra consigliere ed assessore a Canale d'Agordo. Ci aspettavamo
con la discontinuità con la precedente amministrazione di un cambio di passo. Nella realtà non lo stiamo vedendo, quindi la città sta soffrendo di questo. Dirigenti di Azione che al partito di Carlo Calenda arrivano sia da un lato che dall'altro dello schieramento politico, ma che non sono soddisfatti né di quanto aveva fatto Jacopo Massaro né di quanto sta facendo Oscar De Pellegrini. Questa città è sicuramente stata portata avanti male nell'ultima parte della giunta Massaro e adesso sta andando male come prima. La presentazione di Fontanive è stata anche occasione di informare sui quadri del partito che nel bellunese si avvarranno di Luigi Danieli, Gherardo Zaltron, Doriano Della Piazza e Niccolò Calabro. Azione che pensa a un cartello elettorale con socialisti liberali e per in vista delle europee, ma che non per questo perde di vista il territorio, facendo come esempi il silenzio su Dolomitibus e il mai realizzato ponte sul Piave a San Pietro in Campo. Azione vuole essere un pungolo verso questa amministrazione a cui diamo una sufficienza striminzita, ma questo come, diciamo così, elemento di sprono a fare meglio. Cercheremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni di costruire un rapporto franco di crescita, ma allo stesso tempo per le prossime elezioni amministrative di offrire un'alternativa ai cittadini. Si moltiplicano in Veneto i casi di emulazione dell'ignoto sabotatore del Rodigino degli autovelox armato di flessibile. Questa volta è accaduto nel Bellunese. Ad essere abbattuto con modalità analoga è stato il palo che sorregge l'occhio elettronico sul passo Giau nel comune di Colle Santa Lucia, posto in un tratto in cui il limite di velocità è di 50 km/h. Siamo alla nostra rubrica dedicato ai vostri presepi. Questa sera vedremo quelli di Flavia Rossi di Maserata, di Giusi di Volpago del Montello, di Isacco De Pasquale di 10 anni di Nervesa, di Lorenzina Benetton di Ponzano, di Lucia e Stefano Volpato di Crocetta del Montello. E con questi presepi io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo Lolato.
Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Tempo stabile sul nostro territorio, ci attende un'altra splendida giornata di sole. Previsioni per giovedì 11 gennaio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, non sono attese piogge, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Il pericolo di valanghe sulle Dolomiti e sulle Prealpi sarà moderato, grado 2 della scala. Temperature stazionarie minime sotto zero, massime comprese tra 4 e 5 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo sereno con ottima visibilità e con locali gelate notturne. Al mattino sul Tarvisiano sarà possibile la presenza di nubi basse, specie a fondovalle. Temperature minime sotto zero, massime sui 5-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà anche in questo caso soleggiato, salvo la presenza di qualche nebbia al primo mattino. Temperature minime tra -1 e -3 gradi, massime sugli 8 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.